Dunque, Lusenzo, la parte di laguna interna che c'è tra Chioggia e Sottomarina è un posto bellissimo, ci sono anche diverse varietà di pesci, diverse varietà di volatili, è un posto diciamo che tutti noi lo utilizziamo, si va a passeggiare, si fanno le corsette, eccetera. Purtroppo non si capisce bene perché, o meglio si capisce, ma è anni che non si trova soluzione al polistirolo. E praticamente il polistirolo che arriva quasi esclusivamente dai contenitori che si trovano al mercato ittico, questi che vedete in foto, con il vento questi contenitori vengono riempiti, con il tempo, col maltempo, con il vento, con vari movimenti, arrivano in laguna, cascano i canali e dai canali si disperdono in tutta quanta la laguna dell'Usenzo e vanno a finire, come potete vedere, qui nella parte sud, dove questa mattina praticamente dall'angolo dove iniziano le scuole di Borgo San Giovanni fino al pontile galleggiante e al ponte Baden-Powell è pieno di polistirolo. E il polistirolo sapete che si deteriora nell'ambiente, ci vogliono qualche centinaio di anni, e si parla di ambiente, l'amministrazione comunale, che non vogliamo criticare l'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale tempo fa ha fatto un bel ordine del giorno contro le plastiche, eccetera, eccetera, ma alla fine continua a esserci questo problema. Allora, alcuni cittadini ce l'hanno più volte segnalato, qualcuno dice, ma dovrebbe essere Veritas che pulisce. Ricordiamoci che Veritas basta ordinargli, ma la bolletta qualcuno deve pagare, ma prima di sporcare non si potrebbe fare a meno? È possibile che in tutti questi anni non sia ancora trovata una soluzione? Speriamo che l'amministrazione, in particolare SST che è la gestione del mercato ittico, trovi una soluzione. Io non credo che ci voglia così tanto a fare in modo che questi contenitori vengano chiusi in qualche modo. È una cosa dell'altro mondo. I cittadini chiedono che questo problema venga risolto. Non è un problema insormontabile.